Tutto pronto, all'1 Elettro P, René Legati, 2 Flash Italia, Andrea Farolfi, 3 Fabergé B, Maurizio Cheli, 4 Eppi, Lorenzo Talpo, 5 Pralines, Alessandro Gocciadoro, 6 Sandonato, Giovanni Nuvoletta in seconda fila, 7 Kinky Rain, Roberto Ruvolo, 8 Fiamma NP, Antonio Di Nardo. Tutto pronto per il lancio di questa bella quarta corsa, macchina che prende velocità, con cautela Sandonato dal 6. Partiti. Veloce Flash Italia che prende la testa, al suo esterno Pralines che va a presentarsi, l'errore di Fiamma NP in coda e così Pralines che chiede strada a Flash Italia sulla prima curva, tende a passare al comando nei confronti dello stesso Flash Italia, poi Elettra OP, quindi Kinky Rain di fuori Sandonato, numero 200 3, metri iniziali in 14,3 per Pralines che è in vantaggio nei confronti di Flash Italia, di fuori Sandonato si porta in scia Kinky Rain, quindi Eppi, 400 iniziali in 29,4 con Pralines in vantaggio su Flash Italia, poi Elettra P di fuori avanza Sandonato che si porta in scia Kinky Rain, Eppi. Completamento dei 600 iniziali che Pralines passa al comando in 45,2. Sandonato richiesto all'esterno per avanzare sulla leader. Si propone ai lati di Pralines Sandonato dopo 800 metri iniziali passati in un minuto spaccato. Si viaggia sul piede dell'1,15, Pralines al comando, di fuori Sandonato in corda Flash Italia, in paniglia Kinky Rain, poi Elettra OP e Eppi a chiudere alla retroguardia. Chilometro iniziale passato in 1,14,7 da Pralines che continua in vantaggio in controllo nei confronti di Sandonato che agisce sul passo al suo esterno. Kinky Rain in attesa in pariglia avanti ad Eppi a 400 dalla conclusione, 14,2 la retta di là, è in vantaggio Pralines. Sandonato al suo esterno, terza ruota per Eppi che salta Kinky Rain e si propone sui primi, chiuso in corda c'è Flash Italia, all'imbocco della dirittura d'arrivo, Pralines è in vantaggio nei confronti di Sandonato, Eppi Flash Italia, Pralines in vantaggio, Eppi ci prova al largo, Sandonato sul passo, si difende Pralines, insiste Eppi, Pralines in vantaggio su Eppi, Pralines vince nei confronti di Eppi, al terzo posto Sandonato. La vittoria di Pralines, Alessandro Gocciadoro, guida e training per i colori della Stal Kennis, la figlia di Fabulous Food in cost to cost, tiene il via libera alla Flash Italia, si difende fino in fondo. Eppi ancora una volta strapositivo e straabbandonato, fa il secondo al terzo Sandonato.